Quest'anno è l'unico anno che sono partita dicendo che non avrei salvato nessuno, avrei fatto solo l'alpinista. Ho fatto solo il medico. In Nepal per scalare un 8000. Ad aprile, quando la terra ha tremato, mettendo in ginocchio il paese ai piedi dell'Himalaya, quella di Annalisa Fioretti, 38 anni, mamma di 2 bambine, la testimonianza dell'alpinista scampata alla morte, ma anche del medico che si è trovato ad affrontare una tragedia infinita. Io ero al campo base Everest Lhotse, perché ero lì a scalare il Lhotse, e quando è successo il terremoto ero una dei 5 medici che potevano dare una mano. Di quei 5, 3 erano una scappata e 2 sotto shock, quindi ci siamo trovati in 2. Io mi sono allontanata a 200 metri dal campo e ho iniziato a trovare il primo morto, il primo ferito, e allora a quel punto ho capito che era successa una roba grossa. Settimane di duro lavoro per aiutare le popolazioni colpite, cercando di lasciarsi alle spalle la paura. A maggio la seconda scossa, quella che ha fatto riemergere tutto. Ho cominciato ad avere i sogni, ad avere queste cose che comunque tuttora non mi fanno dormire e avere pensieri, insomma, anche perché io ho scelto di fermarmi e sono rimasta, ho vissuto anche il secondo terremoto, quello del 12 di maggio, per cui quello è stato in realtà quello che ha fatto scattare i ricordi. A ottobre Annalisa, ospite a Palazzo Bomben di una serata promossa dal CAI, tornerà in Nepal. Con la sua onlus e grazie a un libro fotografico sta raccogliendo fondi per le popolazioni colpite. Non bastano i teloni per coprire le povere case danneggiate e le lamiere sono un lusso. Io quello che mi sento di dire in realtà è sicuramente di non dimenticarsi che esiste il Nepal, perché purtroppo non se ne parla più. Sarebbe bello che la gente si mettesse un po' la mano sul cuore e decidesse di aiutare anche loro con i canali che ognuno sente come più congeniali. Tanti stanno mangiando su questa cosa del Nepal e quindi tante volte si danno i soldi ma non si sa dove vanno a finire.